Secondo appuntamento con l'avvocato Riccardo Mazzon e la rubrica 3 minuti per la tua salute a cura del dottor Paolo Madeschi. Vediamo il servizio. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione di Videosound che parla dei problemi della salute del nostro territorio e non solo. Abbiamo di nuovo l'avvocato Mazzon e con lui continuiamo il discorso sul diritto alla salute, il diritto a essere curati, naturalmente a fare la diagnosi. Abbiamo visto una volta passata in generale, vediamo adesso in particolare, prendiamo l'aspetto della medicina con brutto nome medicina di base, la medicina che serve il paziente al primo colpo, quando uno ha bisogno. Bene, attualmente ogni paziente viene inquadrato in una fila di pazienti che sono affidati ad un medico fino a un determinato numero. Ecco, secondo lei il paziente non ha diritto a scegliere anche il medico? Sì, allora al momento vediamo qual è proprio lo stato dell'arte come diritto positivo. A livello legislativo il medico di base può essere scelto ma con due limitazioni. Uno, il medico di base non può avere più di 1500 pazienti, la seconda limitazione è che la residenza del paziente sia all'interno dell'ASL dove lavora il medico. Ecco, queste due limitazioni apparentemente contrastano con quello che è il diritto di scegliere il medico di base attribuito dalla Costituzione e dai trattati europei a qualsivoglia cittadino, qualsivoglia direi paziente. Naturalmente dobbiamo tenere presente anche però che lo Stato deve in qualche modo organizzarsi. Ecco, l'organizzazione statale, l'organizzazione pubblica a volte impone dei limiti anche ai diritti più importanti attribuiti dalla Carta Costituzionale al cittadino. Ora, qual è il momento, il discrimen per capire se il limite è costituzionale o anticostituzionale? Allora, il momento è quello sostanziale, ossia la domanda che dobbiamo porci è: effettivamente un medico di base è in grado di curare più di 1500 pazienti? L'esperienza che ovviamente mi raccontano, perché io non sono medico e non c'ero 10, 20, 30, 40 anni fa, l'esperienza sembra insegnare che effettivamente i medici di base abbiano la possibilità e la capacità di curare ben più di 1500 pazienti. Allora nasce una seconda domanda: perché è stato introdotto il limite dei 1500 pazienti? Probabilmente il limite dei 1500 pazienti è stato introdotto affinché tutti i medici, o comunque i medici più giovani, possano anch'essi lavorare. Ecco, a questo punto effettivamente è possibile ravvisare una discrepanza tra il diritto del cittadino di potersi scegliere il medico e il limite che lo Stato impone, perché il limite non sembra essere un limite indirizzato alla tutela della salute, nel senso che evidentemente se il medico di base ha troppi pazienti non sarebbe in grado di svolgere bene il proprio mestiere e quindi non sarebbe in grado di garantire una adeguata tutela al paziente, ma sembra invece indotto da problematiche di tipo chiamiamolo sociale, problematiche di tipo soprattutto economico e in linea di massima sembra che il diritto alla salute dovrebbe invece prevalere sulle problematiche eminentemente economiche e patrimoniali. Perfetto, bene, ringraziamo ancora l'avvocato Mazzon che risentiremo per quanto riguarda la libertà di scelta delle strutture ospedaliere e noi ci vediamo fra una settimana.